Questa è la chiesa di San Nicola. Ci troviamo a Ponte San Nicolò in provincia di Padova. Nel paese esisteva una cappella, citata per la prima volta nel 1130, che diventa chiesa vera e propria e poi parrocchia nel 1452. Anche se restaurata nel 1853, diventa troppo piccola per i fedeli in crescita. Per sostituirla viene progettata una nuova chiesa più grande, di una sola navata e in stile gotico lombardo. Benedetta la prima pietra nel 1898, dal 1923 a cantieri ancora in corso, vengono celebrate le messe nei giorni festivi. Nel 1928 il tabernacolo viene spostato dalla vecchia chiesa alla nuova e il parroco si sposta nella nuova canonica. Completata del presbiterio e delle sagrestie e finita nell'interno, la chiesa nel 1966 viene dedicata a San Nicola. Il campanile della vecchia chiesa, che era stato restaurato nel 1872, viene abbattuto nel 1890. Il nuovo campanile viene costruito a fianco della nuova chiesa tra il 1946 e il 1950. In queste immagini esclusive potete vederne gli interni. Nonostante lo stile gotico lombardo, le tecniche costruttive e l'uso dei materiali sono moderni. Molti campanili hanno un orologio, ma questo ne ha uno con 4 quadranti, rendendo possibile vedere l'ora da tutte le direzioni. Alto più di 50 metri, è tra i più alti della zona, rendendo possibile vedere oltre i colli e le zone limitrofe anche molti grattacieli e monumenti di Padova. Le 6 campane pesano varie tonnellate e sono azionate con un motore. Sono state di recente sostituite, una nel 2010 e 5 nel 2015. Le vecchie campane si possono vedere in chiesa.